Allora, dottoressa, tra l'altro ne chiacchieravamo fuori onda, l'avevo detto nella presentare, lei fa parte del comitato scientifico dell'AICI, perché forse è bene sottolinearlo, perché voi fate anche ricerca, perché tante persone, molti sono arresi, sono disperati, sono tutto, e sono stati fatti passi da gigante al riguardo, senza dubbio, anche nella diagnostica, come diceva lei, anche nella tipologia di cibi che vengono proposti. Un tempo era veramente triste, anche se ancora si potrebbe fare molto, perché sono comunque un po' a volte tristi questi benedetti cibi, e quindi si può far tanto, ma l'importante è che ci sia studio, ricerca e persone molto preparate che danno quell'apporto in più, e quindi possono aiutare anche a credere che ci possa essere un ulteriore passo anche nell'aiuto a curare, insomma. Sì, noi possiamo dire che io sono qui in rappresentanza appunto del comitato scientifico dell'associazione, il cui ruolo è quello di supportare l'associazione nella divulgazione scientifica. Una divulgazione scientifica è una ricerca che in ambito celiaco è assolutamente molto attiva in tutti gli ambiti, partendo da quello che induce la celiachia, perché divento celiaco, quindi c'è ricerca in tal senso, a poi a test diagnostici, di follow up, di riduzione delle complicanze, delle mancate risposte. Quindi quello che possiamo dire ai pazienti celiaci, che assolutamente in rappresentanza della ricerca, in questo senso posso dire che la ricerca sta andando avanti, ci sono, e questo è sicuramente una novità da dire con le dovute attenzioni, però che anche in ambito terapeutico la ricerca sta andando avanti. Ci sono in corso in studio anche in Italia dei test su terapie che mirano a aiutare, supportare la dieta senza glutine lì dove da sola non riesce a comportare la remissione dei sintomi o del danno intestinale. Perché può succedere anche questo? Perché può succedere, diciamo che nella grande maggioranza dei casi la dieta risolve tutto, risolve il danno intestinale, risolve i sintomi, ma talvolta noi sappiamo, in realtà la letteratura ci dice che dal 7 al 30% della popolazione celiaca non risponde in maniera adeguata alla dieta senza glutine. Le motivazioni possono essere veramente tante, prima tra tutti avere un qualcosa che non è glutine correlato, come può essere un intestino irritabile, che quindi non è legato alla malattia, e quindi la persistenza del sintomo è legato a un qualcosa di differente. Ma ci sono soggetti in realtà che non rispondono in maniera adeguata alla dieta, quindi talvolta con persistenza del danno, e per questi soggetti in particolare la ricerca sta sviluppando delle terapie che in un futuro, chiaramente parliamo del futuro, al momento gli studi sono in corso, possano in qualche modo accompagnare la dieta, quindi far sì che posso essere più tranquillo e posso rispondere in maniera più adeguata alla dieta. Questo è molto importante. Assolutamente. Prima chiedevo appunto all'avvocato, visto che è coinvolto in prima persona, dopo quanto è cominciato a stare meglio, mi ha detto quasi da subito, eccetera. Per sanare i problemi ai villi intestinali, per semplificare al massimo, in modo che tu a queste cappette... Giustissimo, i villi che crescono. Quanto tempo ci vuole? Noi sappiamo che i sintomi sono molto più veloci, in circa 6 mesi il paziente inizia a star bene, ha un netto miglioramento del quadro sintomatologico. L'intestino ci mette un po' più di tempo per ripristinarsi, in genere dai 12 ai 18 mesi, per poter rivedere i villi ricrescere in maniera adeguata. Noi normalmente nella pratica clinica non richiediamo la ripetizione della biopsia, però lì dove, soprattutto per ricerca, questo viene fatto, vediamo che il tempo necessario può essere anche fino a 2 anni, in realtà alcuni studi, quindi non dobbiamo necessariamente preoccuparci se a 1 anno il villo non è completamente ripristinato. Diverso è se c'è una compromissione sintomatologica che persiste o che ricompare, allora lì chiaramente il centro specializzato deve prendere in carico il paziente affinché poi possa valutare qual è il problema nello specifico. Se posso concludere, giusto per finire questo punto, proprio per questo è importante essere seguiti, quindi fare una diagnosi, come dicevamo prima, nel modo corretto, con i test corretti, e avere la certificazione dei centri di riferimento, ma non abbandonare i controlli, essere seguiti affinché siamo sicuri che le cose stiano andando bene. Lei in Veneto, questa AICI Veneto, si è presa in carico dalla regione? C'è una presa in carico come avviene, non lo so, come il breast unit per fare l'esempio, oppure come il tumore alla prostata, c'è la presa in carico, anche per la celiachia? Assolutamente c'è la presa in carico in Veneto, nel Triveneto, ma in realtà in tutte le regioni italiane ci sono dei centri di riferimento della malattia celiaca che hanno l'autorizzazione a rilasciare il certificato di malattia. Con quel certificato di malattia il paziente ha diritto a un'esenzione, e con quell'esenzione ha poi diritto a una serie di esami che può appunto non pagare, così come al famoso buono
buono con cui può acquistare i prodotti senza glutine. Buoni che valgono solo per la regione oppure a livello nazionale? In realtà valgono a livello nazionale. Allora, in realtà in questo momento i buoni vengono gestiti dalla regione, si possono utilizzare soltanto all'interno della regione, perché trattandosi di materia concorrente Stato-Regione e avendo autonomia la regione in ambito sanitario, sotto l'aspetto puramente contabile è una spesa della regione. Quindi, però è compromissorio, perché una persona che si sposta, cioè tutti si spostano per lavoro, al momento il buono può essere utilizzato soltanto all'interno della regione. Questo è quello che, parlo da celiaco in questo momento, questo è quello che abbiamo la possibilità di fare attraverso nei negozi specializzati, in alcuni casi nelle GDO, c'è la possibilità adesso con la tessera sanitaria, cioè il buono viene caricato sulla tessera sanitaria di mese in mese e si può utilizzare per l'acquisto appunto di specifici prodotti che sono presenti all'interno dell'elenco e appunto si va a scalare da quello che è la quota massima del buono fino ad arrivare a 0. Quindi un'informazione, visto che siamo in prossimità di vacanze, chi l'avesse scoperto da poco, fatevi la scaricata di tutto quello che potete comprare se siete residenti in Veneto, perché poi se andate in Sicilia non vale niente, non avete nessuna, giusto? Esatto. Speriamo che questa l'AIC faccia qualcosa per estendere almeno a livello, dovrebbe essere a livello europeo, caspita, no? Italiano. Sì. Sono d'accordo, però per il momento è così. Però possiamo rassicurare che comunque il prodotto senza glutine non necessariamente può essere acquistato soltanto con il buono. Certo. Esatto. Ci sono i prodotti naturalmente senza glutine che noi invitiamo il paziente ad acquistare e a basare la sua propria alimentazione anche per questo, per essere pronti in qualsiasi circostanza al mangiare senza glutine. È bene che l'alimentazione sia prevalentemente con prodotti che lo sono naturalmente. Ecco qua, vediamo il riso, dalla regia la che ci hanno messe. carne, il pesce, i legumi sono naturalmente privi di glutine, quindi la dieta anzi è un qualcosa che noi assolutamente supportiamo. Allora, riso, sì, mais, sì, quinoa, miglio, grano saraceno, amaranto, sorgo, i tuberi, le patate, manioca e anche le castagne, tutto sì, come anche la frutta e la verdura fresca, il latte fresco, la carne e il pesce non lavorati, prosciutto crudo sì, immagino anche la bresaola a questo punto, sarà una cosa analoga, uova, formaggi tradizionali, l'olio, il miele e lo zucchero, quindi insomma questi, e ce ne sono anche altri. Questo è soltanto comunque un elenco limitato quelli di quanto principali, che un bel pollo uno se lo può mangiare arrosto. L'importante appunto è che chiaramente se io ho una carne impanata, se l'impanatura è fatta con la farina, brava, è una bisogna essere come attenti. Diceva lei, avvocato, bisogna incominciare a districarsi. Ma i deglutinati esistono, che cosa sono? Beh, il concetto del deglutinato è prendere una farina che normalmente contiene glutine e estrarre il glutine e quindi renderlo un prodotto senza glutine. È effettivamente senza glutine, è un prodotto certificato senza glutine, quindi possono essere introdotti in una dieta di un paziente celiaco. Ritornando al concetto del naturalmente senza glutine, se noi vogliamo invitare il paziente, soprattutto dal punto di vista medico, se il paziente fa difficoltà a rispondere ad una dieta, gli anticorpi non si negativizzano nel tempo in cui ci attendiamo che questi si negativizzano, si può invitare il paziente almeno per un periodo di tempo a fare una dieta che eviti i prodotti confezionati, i prodotti deglutinati, ma in linea di principio tutto ciò che è certificato senza glutine è senza glutine. Quindi anche una persona che ha scoperto da poco, quindi a una certa età, magari anche bambini, che ha problemi di celiachia, può prendere un deglutinato. Può prendere un prodotto senza glutine. Quindi non ci sono queste cose, questi prodotti. E dove loro vedono una certificazione del senza glutine, quindi che viene certificato come senza glutine, vuol dire che è stato testato essere sicuro per il paziente celiaco. È una leggenda metropolitana, io non mi permetto di dire leggenda metropolitana perché magari suffragata da studi anche scientifici, questo non lo so, lo chiedo a lei. Molti dicono mangiare questi prodotti che sono anche molto processati, infatti se vediamo gli ingredienti effettivamente i monogliceridi e degli acidi grassi sono presenti dappertutto, quasi neanche nella pasta senza glutine, è l'incubo credo di molte persone. Tendono un po' a far ingrassare, gonfiare. Ci sono persone che hanno accusato effettivamente, soprattutto i bambini, di prendere peso, ma anche adulti, donne.
È così. Allora, le dico che questo è anche un altro ambito di interesse scientifico, dove si è proprio dimostrato che c'è un rischio effettivamente di aumento del peso, anche di sindrome metabolica, che è tutte quelle sindrome in cui aumenta il colesterolo, aumenta il grasso anche nel fegato. Nel paziente celiaco c'è effettivamente questo rischio, però dobbiamo dire una cosa importante: la dieta deve essere senza glutine, va bene, ma deve essere una dieta equilibrata. Talvolta l'errore che si fa, soprattutto nei giovani pazienti, è che essendo privati di qualcosa tendono ad andare in altro, oppure il fatto che la merendina è senza glutine, allora vabbè, ma è senza glutine quindi è sana per me, la posso mangiare anche due. In realtà no, la dieta deve essere comunque una dieta equilibrata, non semplicemente senza glutine. Quindi il passaggio molto spesso dell'aumento del peso può essere anche dal fatto che la dieta non è tanto equilibrata in termini di quantitativi grassi, proteine e tutto quello di cui necessitiamo, tant'è che le linee guida suggeriscono che sin dalla diagnosi ci sia un supporto anche dietistico per i nostri pazienti celiaci, cioè quindi oltre che vedere un gastroenterologo per il rilascio del certificato, ogni centro dovrebbe avere come cioè un dietista di riferimento che aiuti in questo processo il paziente proprio per evitare degli eccessi. Poi sono anche altre le possibilità e spiegazioni di questi aumenti ponderali. Noi abbiamo una situazione di malassorbimento che inizialmente inizia a guarire, quindi ciò che prima non assorbivamo adesso iniziamo ad assorbire, quindi questo può essere un altro fattore. E quello che diceva lei anche, comunque talvolta, proprio per quel concetto di palatabilità che le dicevo io prima, vengono aggiunti degli additivi che possono talvolta appunto essere più grassi di quello che è un alimento con il glutine. Ecco, questo è anche molto importante. È più facile per lei, avvocato, la dieta domestica o quella fuori? Allora, in realtà nel momento in cui si entra nella dinamica del senza glutine, grazie appunto a quelli che sono gli interventi e l'aumento del numero di locali che garantisce una cucina senza glutine in modo effettivo attraverso appunto il progetto AFC e la possibilità di ritrovare questi locali, viene data un libretto in cui vengono indicati, elencati tutti i locali in ambito nazionale in cui si possono trovare dei cibi senza glutine, e è stata sviluppata anche un'applicazione per i soci. Diciamo che ha facilitato molto di più quello che è anche la trasferta che può essere la vacanza senza glutine attraverso gli hotel, piuttosto che la gita fuori porta, dove si può trovare il ristorante dove andare a pranzare o a cenare senza incappare in problemi, senza dover per forza fare il cosiddetto pranzo a sacco o portarsi lo zaino con il panino, il cibo da casa, perché altrimenti non si trova se si trova soltanto confezionato. Diciamo, questo aspetto, questo progetto che comunque risulta avere un impatto estremamente importante, ha reso molto più semplice, molto più usufruibile anche il rivolgersi appunto a quelli che sono i ristoranti, gli hotel, i bar per la colazione, quegli aspetti di vita quotidiana che altrimenti sarebbero preclusi. Io lo chiedo a lei come avvocato perché fa parte dell'associazione, non mi permetterei di chiederlo alla dottoressa, però il mio ruolo fa sempre anche domande un po' scomode, no? E visto che ci mancano gli interlocutori diretti, perché? Cioè, perché l'ho capito, però non è eticamente tanto come questi benedetti prodotti senza glutine. Quando uno chiede la pasta semplice spaghettata, la pizza senza glutine, per non parlare, vabbè, per fortuna che ci sono i buoni, costano l'ira di Dio. Perché la semplice briochina incartata e triste che al bar magari ti possono dare senza glutine costa 3 volte tanto la brioche, magari meno triste per i glutinati? Già hanno questo problema, già è tutto quello che è, non giustifica una farina di riso che possa, insomma, perché? E voi come associazione? La risposta lo so, è ma difficile. voi riuscite a fare qualche cosa? Perché questo è un problema. Diciamo che l'associazione attraverso i suoi progetti si è esposta nei confronti appunto di trovare quelle che sono le soluzioni, come detto, in ambito di locali o di altre tipologie di progetti di sensibilizzazione.
Per quanto riguarda l'alimentazione, i prodotti confezionati che vengono venduti sotto quel profilo non vi è una spiegazione, non c'è una spiegazione effettiva se non quello della ricerca, il fatto che molto spesso per poter garantire un prodotto senza glutine c'è la necessità di avere una sede staccata o uno stabilimento staccato affinché non ci sia una contaminazione, perché per esempio anche un semplice mulino doveva macinare la farina col glutine, poi nelle stesse macine non può più macinare la farina senza glutine. Ci si deve arrendere, bisogna lavorare di più, guadagnare di più se uno è senza glutine, in buona sostanza. Però c'è un buono, quindi gli alimenti vengono acquistati attraverso no, ma vedevo al ristorante quando notavo senza glutine la pizza costava letteralmente di più, ti mettono 3 euro, 4 euro in più per il prodotto, e allora dici ma già poverino ha sto problema, già ti arriva qualcosa di un po' triste e non particolarmente gustoso. Però non chiamiamolo triste, perché in realtà è un alimento a cui il paziente ci tiene molto, soprattutto la pizza senza glutine, quindi poi se fatta in luoghi certificati... quelle confezionate, quelle chiuse, sigillate che poi si riscaldano non sono così, però diciamo confidiamo nella ricerca. Per i ristoratori ovviamente c'è un costo superiore, perché il prodotto senza glutine anche per loro il comprare la farina senza glutine piuttosto che comprare gli altri ingredienti senza glutine ha un costo superiore che ovviamente... ci arrivavo anch'io, era che volevo provocare, ma l'associazione dovrà battersi anche per la giustizia sociale. Allora, siamo in chiusura, devo farle però queste domande perché ci sono pervenuti i nostri telespettatori. Quali complicazioni ci sarebbero se durante una dieta senza glutine si ingerisse un alimento con glutine? Si riattiva immediatamente l'infiammazione? È tutto verso per nulla? Allora, specifichiamo che non è un'allergia, quindi noi non siamo a rischio di uno shock anafilattico indotto dall'ingestione accidentale di glutine. È chiaro che noi ingerendo glutine andiamo a riattivare quella reazione immunitaria che con tanta fatica abbiamo spento, quindi indubbiamente la reintroduzione di glutine da un punto di vista immunologico riattiva qualcosa. Poi che si esprime con sintomi o meno, questo è molto individuale, perché ci sono pazienti che accidentalmente possono mangiare glutine e non accorgersene, altri che invece risentono anche dell'assunzione immediata. Quello che noi sappiamo è che se noi ripetutamente facciamo degli errori dietetici anche involontari, il danno che con tanta fatica abbiamo ripristinato rischia di essere nuovamente una tantum, se capita non dovrebbe. Ma non è una cosa, non deve capitare. Diamo questo messaggio, non facciamo capitare degli errori involontari. Chiaramente ciò che è involontario noi non possiamo prevenirlo, ma sicuramente quello che è volontario deve essere evitato. Certo. E in molti prodotti alimentari che sono generalmente senza glutine si trova l'indicazione può contenere tracce di glutine. È dannoso? Il prodotto che specifica che può contenere tracce di glutine non andrebbe ingerito, perché vuol dire che non siamo sicuri che quel prodotto è senza glutine. La dieta deve essere attenta, altrimenti rischiamo di vanificare tutti i nostri... Però la patatina fritta, che non c'è scritto niente, uno la può mangiare. La patatina fritta, la patata di per sé non contiene glutine, quindi non dovrebbe essere quel prodotto che è senza glutine... Sul punto intervengo. Sì, no, prego, velocissimo. Il problema lì è la contaminazione. La contaminazione, anche se la patata è un prodotto permesso perché naturalmente privo di glutine, nel momento in cui si va a prendere il sacchetto di patate fritte che diventa un prodotto lavorato deve necessariamente esserci la scritta, perché altrimenti non è un prodotto garantito senza glutine. Quindi anche per l'azienda è un modo per certificare eventuali controlli che possono essere fatti. Avere un senza glutine vuol dire, certificato senza glutine vuol dire che ci sono stati dei controlli. E questo è importante saperlo. Però ecco, ci sono prodotti naturalmente senza glutine che non avranno il certificato senza glutine. Per avere la scritta ovviamente, che spesso viene accompagnata da prodotto alimentare adatto ai celiaci, significa avere 20 ppm all'interno del prodotto, ossia 20 parti per milione di glutine all'interno di quel prodotto. Se è sotto i 20 ppm senza glutine viene dichiarato senza glutine, e se invece è sopra non può essere dichiarato senza glutine. Questo perché soltanto quei prodotti possono essere assorbiti e mangiati dalla persona celiaca. Perfetto. Allora siamo giunti proprio al termine, abbiamo sforato, ma era importante anche fare altre domande.
domande, per quelle che erano necessarie. Io vi ringrazio, le auguro buon lavoro, che so che ne avete tantissimo, anche a lei avvocato, grazie della vostra presenza, e ringraziamo anche voi di averci seguito. Se poi avete altre domande, perplessità, insomma scriveteci, poi abbiamo visto c'è l'associazione che comunque può darvi una mano se siete entrati in questo nuovo mondo, in un modo o nell'altro, come diceva l'avvocato, comunque ci si sente un po' stravolti, però in realtà le soluzioni adesso per fortuna ci sono, tantissime alternative, tante opportunità. L'importante è diffondere delle conoscenze, delle consapevolezze e anche una cultura, anche dell'inclusione. Buon proseguimento, buona serata, noi ci vediamo presto.